Terza prova della Challenge Lucca Versilia, la 71esima edizione del circuito versiliese, classica decana del ciclismo riservato alla categoria allievi ed organizzata dall'Unione Sportiva Pozzese. È quindi il terzo atto della Challenge organizzata dal Comitato Provinciale della Federciclismo di Lucca con Battaglia. Eccolo qua il presidente del Comitato Provinciale di Lucca della Federciclismo, sempre in prima linea, anche perché quest'oggi si assegna la maglia di campione provinciale per quanto riguarda la provincia di Lucca. E siamo nella fase che precede la partenza che avviene in mattinata, e quindi gara mattutina per questo 71esimo circuito versiliese, che prevede un percorso che vede 5 giri pianeggianti e poi l'ultimo giro con la salita verso la fortezza e poi il ritorno per concludersi sul traguardo di Pozzi. 72 gli atleti alla via in questa classica che vanta ben 71 edizioni. Apre le iscrizioni il gruppo sportivo Pozzarello, poi la Polisportiva Ortonovese Cinquale, la Toscogas di Chiasanova Ozzanese, la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, il gruppo ciclistico Romagnano, la Monte Carlo Ciclismo, il gruppo sportivo Iperfinish, la All Sport ASD, il gruppo sportivo Butese, il gruppo sportivo Cinquale Ortonovese, la Ciclistica Mobiliari Ponzacco, la Coltano Grube Costruzioni, la Carube Progetto Giovani, il gruppo sportivo Levante Eurotermo, l'Unione Ciclistica Donoratico, la Monte Pisano, la TAV Bertolucci e Coloccini. Queste quindi le formazioni al via. Ormai tutto è pronto per la partenza. Sono le maglie della Mobiliari Ponzacco nelle prime posizioni del gruppo, in attesa proprio del via. E vi dicevo che sarà prova valida per il campionato provinciale della provincia di Lucca. Quindi un motivo di valore aggiunto per questa prova, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Avere 71 edizioni alle spalle è già un grande biglietto da visita. Ed è Gianfranco Battaglia che dà il via. Il presidente del Comitato Provinciale di Lucca abbassa la bandiera a scacchi che segnala l'inizio di questo 71esimo circuito versiliese, che è terza prova della Challenge Lucca Versilia. Una Challenge che ormai davvero da tanti anni sta animando il ciclismo della categoria allievi in provincia di Lucca. Si è aperta quest'anno con la Coppa Giuseppe Cei, poi continuata con la gara di Monte Carlo e quest'oggi la terza prova con il 71esimo circuito versiliese. Una Challenge sicuramente ambita, una maglia, quella che contraddistingue il vincitore, che tutti i corridori vorrebbero avere nella propria bacheca. Noi lasciamo sfilare il drappello dei 72 atleti che hanno preso il via. Una prima parte di gara agevole con il circuito pianeggiante da ripetere 5 volte, e poi dopo invece si inizia a fare sul serio con la salita verso la fortezza. Si parte da Pozzi, quindi Ripa, la centrale Pietrasanta, Ponte Rosso e il ritorno a Pozzi per 5 volte, dopodiché con l'ultimo giro da Pozzi, la centrale Pietrasanta, Querceta, la salita verso la fortezza, la centrale Pietrasanta, Ponte Rosso, Pozzi, per un totale di 70 km. Attenzione, una caduta, siamo al chilometro 13 di gara, il gruppo viaggia compatto. Adesso provano ad allungare in due proprio a seguito della caduta. Vediamo chi allunga. Abbiamo visto con il numero 36, si tratta di Gabriele Pepe della Monte Carlo Ciclismo. Insieme a lui con il numero 66 si porta Gabriele Lisci della Carube Progetto Giovani. Due atleti che concorreranno per il titolo di campione provinciale. Infatti sono due formazioni lucchesi, due fiori all'occhiello per quanto riguarda il comitato provinciale della provincia di Lucca. Eccolo qua il corridore della Carube Progetto Giovani, formazione cara a Roberto Lencioni, il direttore sportivo della formazione donne professioniste della Michela Fanini Record Rocks, che qualche anno fa ha deciso di investire pesantemente sui giovani. I frutti si stanno vedendo, perché con un nuovo modo di approntare l'avvio al ciclismo, Lencioni, il celebre Carube, è riuscito davvero ad avviare tanti ragazzi allo sport. A circa una decina di secondi dai 3 al comando si porta dai 2 al comando, scusate, si porta un terzetto composto da Andrea Grossi della
Cinquale Ortonovese. Insieme a lui, con il numero 62, è presente Manuele Mazza della Coltano Gruber Costruzioni, e con il numero 23 chiude questo drappello Adriano De Renzis della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Si riportano sui due al comando, quindi si forma un quintetto, anche se il gruppo è praticamente vicino, infatti torna compatto il plotone che quindi per il momento lascia poco spazio agli uomini al comando. Adesso ci riprovano ancora in due con un leggerissimo margine di vantaggio, e sono ancora le maglie della Monte Carlo e della Cadube Progetto Giovani, con il numero 31 per la Monte Carlo Ciclismo Claudio Nicolai, mentre con il numero 63 abbiamo visto, ma il gruppo è praticamente ripiombato sui due che si trovavano al comando, Francesco Cerino della Cadube Progetto Giovani. Il gruppo viaggia quindi compatto quando abbiamo percorso 20 km dei 70 in programma. Adesso in testa con il numero 26 la maglia del gruppo ciclistico romagnano Daniel Savini. Adesso prova questo a lungo con il numero 45 e la maglia del gruppo sportivo butese. Si tratta di Michele Balducci, eccolo qua inquadrato, l'atleta classe 1997, nato il 15 agosto del 97, milita nel gruppo sportivo butese. Pochissimo margine gli lascia il gruppo, che chiude subito. Ma insiste quindi la formazione della butese. Adesso ci prova Michael Pagni, dorsale di gara numero 46, anche lui classe 1997. Adesso l'atleta pisano del gruppo sportivo butese ha guadagnato qualcosa nei confronti del drappello, nei confronti degli inseguitori, quando siamo a 2 giri dal termine, quindi ancora un giro pianeggiante e poi l'ultimo in salita. Vi dicevo, Pagni adesso a 25 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. È ancora buona l'azione del corridore del gruppo sportivo butese, che quindi è stata la prima vera azione di questa corsa, il primo vero tentativo che è riuscito a guadagnare un vantaggio degno di nota. Infatti fino a questo momento nessuno era riuscito a guadagnare più di una decina di secondi. Adesso il corridore della butese sta davvero facendo una bella azione, anche se da solo risulta difficile guadagnare nei confronti del gruppo. Più che altro risulta difficile poter pensare, con ancora poco meno di 40 km davanti, poter raggiungere l'arrivo. Al suo inseguimento con il numero 64, sempre attivi gli atleti della Cadube Progetto Giovani, Mirko Rosi. Insieme a lui con il numero 44, eccolo qua inquadrato, si tratta invece, con la maglia dell'All Sport ASD, di Younes Fatmi. Questi due atleti precedono di qualche decina di metri il gruppo, che adesso si riporta su di loro e quindi viaggia compatto all'inseguimento del corridore solitario al comando. E ancora Pagni al comando. Adesso prova a forzare i tempi la maglia della Monte Pisano. Si tratta di Roberto Muscas, anche lui uno dei corridori che troviamo spesso all'attacco in queste fasi centrali di corsa. Ma noi torniamo in testa, ed in testa la situazione vede ancora uno scatenato Michael Pagni, ma su di lui il gruppo intanto si è avvicinato notevolmente. Su di lui il primo corridore che si riporta è Claudio Nicolai della Monte Carlo Ciclismo. Ormai siamo in vista dell'aggancio, eccolo qua l'aggancio, si forma una coppia al comando, ma il plotone è segnalato ad appena 10 secondi. Nelle immagini precedenti lo avevamo visto in fondo a quel rettilineo, il gruppo quindi sta ricucendo lo strappo. Comunque lodevole l'azione di Pagni, che ha fatto una decina di chilometri in solitario al comando, e quindi si merita sicuramente i complimenti per questo tentativo, che vi dicevo è un po' il primo tentativo che fino a questo momento ha riscosso un degno successo. Ovviamente poi è stato raggiunto dal gruppo, però si è fatto ben 10 km al comando. E a questo punto abbiamo percorso 38 km di gara, ne mancano quindi circa 32 alla conclusione, e sono i più difficili, perché intanto con Adriano De Renzis in prima posizione, lui in salita sarà uno degli uomini da tenere d'occhio. Vi dicevo, sono i più difficili perché c'è da affrontare l'ascesa verso il Gran Premio della Montagna della Fortezza. Suona la campana, inizia l'ultimo giro, 40 km di gara percorsi, con il gruppo che torna compatto. Ormai tutti attendono la salita verso la Fortezza come giudice di questo finale del 71esimo circuito versiliese. Vedremo se qualcuno avrà la forza alle gambe
per tentare di anticipare questa ascesa, tentare quindi di cogliere di sorpresa i favoriti. Vedremo nelle prossime immagini. Ci provano in 3 infatti. Si tratta di un terzetto quando siamo al 50° chilometro di gara, composto dal dorsale 35 Jacopo Marchese della Monte Carlo Ciclismo, il dorsale 66 che vediamo adesso inquadrato e invece Gabriele Lisci della Carube Progetto Giovani, con loro il dorsale di gara numero 45, vale a dire Michele Balducci del gruppo sportivo Butese. Eccoli qua i 3 al comando, hanno un vantaggio di 20 secondi nei confronti del plotone. Adesso andremo a vedere la situazione alle loro spalle. Il gruppo, come vedete, come spesso avviene quando ci apprestiamo ad affrontare una salita, sta perdendo notevolmente. 25 secondi in questo istante, il gruppo non reagisce. Tutti gli atleti a questo punto hanno timore e stanno attendendo il tratto in salita, ma devono stare attenti perché davanti stanno viaggiando molto molto forte e quindi sarà importante riuscire a tenerli ad una distanza di sicurezza. E adesso siamo nel tratto in salita con i 3 al comando, che sono ancora i corridori che avevamo trovato 5 km fa. Infatti siamo al 55° chilometro di gara. Gabriele Lisci, la maglia della Carube Progetto Giovani, a fare l'andatura. Dietro di lui abbiamo Michele Balducci del gruppo sportivo Butese. In terza ruota il dorsale 35 Jacopo Marchese della Monte Carlo Ciclismo. È Lisci che fa l'andatura con la maglia della Carube Progetto Giovani, gli dà il cambio Balducci in questo momento. Si mantiene Marchese in terza ruota. Questo è il tratto iniziale della salita verso la fortezza, tratto abbastanza facile in questo frangente. Le pendenze più impegnative arriveranno nel tratto centrale della ormai celebre salita, affrontata in tante occasioni da manifestazioni ciclistiche. Intanto nel gruppo, come vedete, si stanno scatenando i favoriti. Con il numero 83 è Gianandrea Gherardi della Montepisano, dietro di lui, e la maglia è quella di leader della challenge Luca Versiglia, Gabriele Ricci del gruppo ciclistico romagnano. Poi vediamo anche con il numero 85 Radion Kopciti, e poi ancora abbiamo visto sempre con la maglia del gruppo ciclistico romagnano Gabriele Giannelli. Questi, attenzione, sono i corridori più attesi nel tratto in salita. Sia Kopciti che Giannelli devono tentare l'allungo in salita, e sta facendo un grande lavoro con il numero 28 e la maglia di leader della challenge Luca Versiglia, Gabriele Ricci. Un lavoro probabilmente in appoggio del compagno di squadra Giannelli. Sta allungando tutto il gruppo e qui il plotone sta guadagnando nei confronti della testa della corsa. Si volta Ricci per controllare la situazione, per vedere chi sono i corridori che si trovano alla sua ruota. Per il momento sono Kopciti con la maglia della Montepisano. Giannelli invece si mantiene in terza posizione, ma noi torniamo davanti, abbiamo visto un attimo il terzetto, stanno quindi per rientrare. Attenzione, Giannelli scatenato in salita con Kopciti e Colonna che si mantengono alla sua ruota. Attenzione perché adesso questa è diventata la testa della corsa. Eccola qua la testa della corsa con Giannelli, uno scatenato Gabriele Giannelli. Ha fatto davvero una tirata importante. Attenzione adesso all'allungo di Kopciti, Radion Kopciti della Montepisano, che prova ad allungare in uno dei tratti più impegnativi della salita verso la fortezza. Posizione buona quella del corridore guidato da Frassi. Attenzione, si è notevolmente selezionato il gruppo, sono rimasti in 3 al comando: Giannelli, Colonna e Kopciti, mentre Ricci sta cercando di non perdere contatto. A questo punto diventa fondamentale anche il gioco di squadra, perché nel caso in cui si formasse il quartetto al comando sarebbero 2 gli atleti del gruppo ciclistico romagnano. E attenzione quindi al possibile gioco di squadra che possono fare questi 2 ragazzi. Infatti al momento rientra Ricci, prova ad allungare Giannelli, e questo è uno scatto che forse mette in difficoltà Ricci. Forse Giannelli ha usato un po' troppo in questo tratto in salita. Infatti resistono perfettamente sia Kopciti che Colonna, mentre perde qualche metro Ricci, il corridore del gruppo ciclistico romagnano. 3 uomini al comando sono coloro che hanno animato la parte più impegnativa della salita verso la fortezza. Adesso nessuno è in grado di dare il cambio a Giannelli. Potrebbe essere l'occasione buona per Ricci
di rientrare sulla testa della corsa. E ancora il terzetto con Ricci staccato di una ventina di metri e poi ancora altri atleti attardati ad una decina di secondi. A questo punto davvero ci apprestiamo ad avvicinarsi al Gran Premio della Montagna, che ci sarà tra appena 200 metri, ma attenzione perché caratteristica della salita verso la fortezza, non parte subito la discesa e poi la discesa è particolarmente tecnica, quindi sarà importante anche riuscire ad essere svegli nel tratto in discesa. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, lo scatto forte buono è quello di Copciti della Montepisano, ma non mollano né Giannelli né Colonna quando ci avviciniamo al passaggio dal Gran Premio della Montagna. Ormai 50 metri allo scollinamento per il terzetto al comando e c'è volata per il Gran Premio della Montagna. Passa per il colpo di Reni Copciti, che va a vincere il Gran Premio della Montagna ed insiste nel tratto in falso piano prima dell'inizio della discesa. Il terzetto al comando, Copciti, Giannelli, Colonna. A 10 secondi arriva Ricci, che comunque vada non ha mollato. Attenzione al corridore del gruppo ciclistico romagnano, la maglia di leader della challenge Luca Versiglia. E poi questi sono gli altri inseguitori che accusano un ritardo di 25 secondi. E quindi è questa la situazione in testa al scollinamento del Gran Premio della Montagna della Fortezza. Via via poi tutti gli altri concorrenti che sono rimasti in gara. Sono ben 51 gli atleti che concluderanno la prova, quindi anche dal punto di vista dei numeri ben 51 atleti dei 72 che avevano preso il via sono riusciti a portare a termine la prova. Ma noi torniamo in corsa e torniamo al termine della discesa con il terzetto ancora al comando. 61 km di gara percorsi, ne mancano quindi 8 e mezzo alla conclusione e l'accordo è ancora perfetto in testa con Gabriele Giannelli. Eccolo qua inquadrato il corridore del gruppo ciclistico romagnano, viene rilevato da Yuri Colonna, corridore del gruppo sportivo Pozzarello. Due figli d'arte in questo terzetto al comando, sia Giannelli che Colonna. Insieme a loro Radion Copciti della Montepisano, che sta davvero emergendo come uno degli atleti da tenere d'occhio nelle fasi impegnative della corsa. Infatti i più attenti ricorderanno un episodio legato a questo corridore proprio nella prova di apertura della challenge Luca Versiglia, nel tratto in salita verso il Gran Premio della Montagna nella Coppa Giuseppe Cei. Allungò con decisione, salvo poi rimanere coinvolto in una scivolata a causa del fondo stradale bagnato. E già in quell'occasione dimostrò di avere ottime qualità in salita e quest'oggi lo ha confermato nuovamente. La coppia che insegue sono ancora le stesse maglie, praticamente quella del gruppo ciclistico romagnano e della ASD Montepisano. Si tratta di Gabriele Ricci, la maglia è quella della challenge Luca Versiglia, maglia di leader di questa challenge in cui il 71esimo circuito versigliese è terza prova. Insieme a lui Roberto Muscas e la maglia è quella dell'ASD Montepisano. Per loro un ritardo di appena 13 secondi, quindi attenzione perché questi due atleti potrebbero rientrare. A quel punto sarebbero due gli atleti, sia per il romagnano sia per la Montepisano, sulla testa della corsa. Questo invece è il drappello, possiamo parlare di gruppo che insegue con 30 secondi di ritardo. Vediamo maglie della Monte Carlo, ancora le maglie della Levante Eurotermo, della Polisportiva Mille Luci, ancora le maglie del gruppo ciclistico romagnano. Abbiamo visto anche Biondi in penultima posizione di questo drappello. E questi atleti hanno un ritardo che a questo punto diventa importante, perché a 7 km dalla conclusione, ritardo di 30 secondi, diventa davvero dura andare a prendere i tre al comando, anche se potrebbero ancora riuscire nell'aggancio i due che inseguono il terzetto al comando, vale a dire Ricci e Muscas. Dietro vediamo Biondi a tentare di guidare l'inseguimento. 5 km alla conclusione per gli uomini che vediamo adesso inquadrati, quindi 5.000 metri per questi corridori, meno ovviamente per gli uomini che si trovano al comando. Adesso con la nostra telecamera ci riporteremo in testa. Questa è la coppia che insegue, come vedete hanno anche il contatto visivo con il terzetto al comando. E ancora Ricci a fare l'andatura con la maglia di leader della challenge Luca Versiglia, il corridore del gruppo ciclistico romagnano.
che ha vinto quest'anno la seconda prova della challenge Luca Versilia, insieme a lui Roberto Muscas. E noi intanto ci portiamo al comando con il terzetto che sta viaggiando di comune accordo. Vogliono giocarsi il successo tra di loro, non vogliono che rientri nessuno, vogliono giocarsi la vittoria in 3. In caso di una arrivo in volata vedremo chi saranno i più veloci. Sicuramente Gabriele Giannelli ha dimostrato già vincendo volate ben più numerose di essere l'uomo da battere in questa situazione, ma attenzione perché quando si giunge in un finale a 3 dopo aver affrontato una salita come la Fortezza diventa importante anche il colpo d'occhio, le energie rimaste, e quindi potrebbe qualcuno dei corridori che si sentono battuti in volata, vale a dire sia Copciti che Colonna, che sono decisamente meno veloci di Giannelli in caso di arrivo allo sprint, tentare di anticipare le carte e quindi tentare di evitare una volata a 3 in conclusione di questo 71esimo circuito versiliese. Ormai ultime migliaia di metri, ultimi 2,5 km in vista del traguardo, con i 3 che stanno ancora pedalando tutti d'accordo. Ovviamente tra non molto inizierà anche la fase di studio perché ci stiamo avvicinando al traguardo, la posta in palio è alta, è quello di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro prestigioso di una classica che ormai va avanti da 71 edizioni. Gli inseguitori non riescono a guadagnare 15 secondi in questo momento per Ricci e Muscas. A questo punto diventa difficile per loro portarsi sulla testa della corsa, impossibile invece per questi corridori lottare per il successo. Infatti accusano un ritardo di oltre 30 secondi dai 3 uomini al comando, e a questo punto sarà un affare verosimilmente tra Giannelli, Colonna e Copciti. Se la giocheranno loro la vittoria nel 71esimo circuito versiliese. Noi intanto ci portiamo al comando. Eccoli qua i 3 al comando, ancora ottimo l'accordo, ma stiamo arrivando verso il finale. A questo punto la fase di studio entrerà nel vivo. Infatti Copciti, come vedete, non ha collaborato in questa occasione. Ovviamente avvia la fase dello studio con Colonna che si mantiene in prima posizione, Giannelli che, come vedete, adesso diventa più titubante nel dare il cambio al corridore del gruppo sportivo Pozzarello, e sarà importante vedere chi riuscirà ad anticipare la volata, perché come vi ho già anticipato, nel caso di un arrivo a 3 il più veloce è senza dubbio Gabriele Giannelli, anche se la fatica può fare brutti scherzi, però il corridore della Romagnano è nettamente il più veloce tra questi 3. Siamo in vista del traguardo ed è una volata a 3 con Colonna che la prende di testa, ma prova a rimontare subito la maglia della Romagnano con Giannelli, che come anticipato precedentemente in un arrivo a 3 è nettamente il più veloce e va a vincere davanti a Radion Copciti. In seconda posizione Yuri Colonna è terzo. E la volata per il quarto posto con Gabriele Ricci e Roberto Muscas che resistono e transitano nell'ordine. Sesta posizione per Daniel Savini, settimo Gabriele Nicolini, ottavo Francesco Biondi, nono Simone Martini, decimo Filippo Mori. Ed è a questo punto l'epilogo del 71esimo circuito versiliese, l'organizzazione perfetta sempre dell'Unione Sportiva Pozzese, e la maglia di campione regionale che va a Filippo Mori della Monte Carlo Ciclismo. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che ha realizzato per noi il collega Giuseppe Tomei ai protagonisti. Gabriele Giannelli, quinta vittoria stagionale, una stagione veramente incredibile la tua. Sì, la stagione è iniziata veramente nel migliore dei modi e sta procedendo ancora meglio. Io per questi risultati non riesco mai a ringraziarlo, ma ora che ho l'occasione ringrazio i miei direttori sportivi, Luca e Matteo e Pierluigi e Sergio. Raccontaci un po' il finale, in salita vi siete avvantaggiati in 3, per gli altri finita. Sì, in salita l'abbiamo preso abbastanza forte, poi ho allungato nel pezzo più duro e Copciti e Colonna sono riusciti a tenere, anzi Copciti ha aumentato ancora l'andatura e siamo riusciti a rimanere in 3. Nel falso piano abbiamo aumentato e poi abbiamo girato fino in fondo e ce la siamo giocati in volata. 5 vittorie, la stagione però è nel pieno. A questo punto gli obiettivi che ti poni? Ma sicuramente domani c'è il campionato toscano, poi il 10 c'è una corsa importante e poi per finire con gli italiani e con gli altri appuntamenti regionali e anche nel proseguo della stagione.
Un'ultima cosa, con questa vittoria sei anche leader della challenge Lucca Versilia, la challenge importante, punterai a mantenere la maglia? Sì, noi cercheremo di essere presenti alle prove che ci saranno in seguito. Io ho preso la maglia al compagno, quindi non è che andava bene lo stesso, però adesso che ce l'ho sulle spalle proveremo comunque a tenerla noi da Romagnano. Filippo Mori della Monte Carlo Ciclismo vince la maglia di campione provinciale, una bella soddisfazione e anche una bella gara quella di oggi. Sì, è stata una gara molto dura, sono andati via in un gruppetto in salita, sono riuscito a rimanere con un gruppetto dietro e sono stato il primo della provincia di Lucca e sono contentissimo. Allora, però da questa maglia cominciamo, vediamo se venga anche qualche risultato, qualche vittoria. Sì, speriamo di riuscire a rivincere perché una corsa comunque è già avvenuta e speriamo. Gianfranco Battaglia, presidente provinciale di Lucca, terza prova della challenge Lucca Versilia, ancora un bellissimo arrivo, credo ancora una volta la challenge sta procedendo in una maniera migliore. Diciamo anche un degno vincitore, insomma Giannelli mi sembra sia uno dei migliori allievi attualmente in Toscana, mi fa piacere praticamente che insomma era secondo in classifica, è balzato in testa, ma visto che si è comportato bene anche l'altro, diciamo che è romagnano, diciamo che domina un po' questa manifestazione. Lasciami dire ecco, un po' di ringraziamento perché insomma la Pozzese ormai io penso sia l'unica società che ha sempre partecipato alla challenge, l'11ª edizione, la 72ª edizione, insomma una società che indubbiamente merita il plauso, organizza 8 gare. Diciamo che oggi è tutto considerato, è andato tutto bene, non è una corsa dura, però è una corsa che i corridori prediligono. Ecco. A proposito di challenge, i prossimi appuntamenti, così almeno lo diremo ai nostri ascoltatori, sarà modo di seguirla anche nelle prossime occasioni. Il 5 agosto col pedale Pietrasantino e il 12 con l'Unione Ciclistica Lucchese col trofeo La Cantina. E con questo si completa diciamo, anche per quest'anno a challenge. Insomma la classifica è sempre aperta, mi spiace giustamente perché insomma, giustamente non è da condannare perché domani c'è il campionato regionale che non abbia partecipato il Nesi, no? È stato risparmiato in vista di domani, però ecco, poteva essere una bella lotta a 3 fra Ricci, Giannelli e il Nesi, ma insomma va bene così, dai, il Nesi avrà modo di rifarsi, speriamo che vinca il campionato regionale. Lelio Grossi, segretario dell'Unione Sportiva Pozzese, ha ancora una bella edizione, oggi c'è anche l'impegno degli esordienti, veramente una bella giornata di sport qui a Pozzi. Sì, per noi è un impegno che ormai facciamo da diversi anni, la mattina con il circuito ciclistico versigliese e il pomeriggio con il Croarci di Pozzi e facciamo la gara riservata a categoria esordienti. Stamattina è stata un successo sia di partecipanti, erano 90 gli iscritti, e sia di pubblico, non è successo niente diciamo di grave, di pericoloso, quindi tutto è andato bene, meglio di così. Un ringraziamento naturalmente va al nostro sponsor, alla Banca della Versilia e alla ditta Gigli Santini e alla ditta Francini e Rossi. Comunque sempre un grande impegno per la Pozzese, abbiamo detto prima con Gianfranco Battaglia che c'è una società viva, una società che organizza tante corse, avete i ragazzi anche che gareggiano, credo che sia una bella soddisfazione come segretario vedere una società che dopo tanti anni è ancora così viva e vitale. Sì, naturalmente la soddisfazione è grande, enorme, però ci sono anche dei grossi impegni perché una società come la nostra che organizza circa 10 gare l'anno tra bimbetti, esordienti e allievi tipo pista e poi abbiamo 20 ragazzi tesserati, è un impegno molto oneroso, specialmente di questi tempi, ci vuole tutto a tirare avanti. Comunque l'appuntamento all'anno prossimo per una nuova edizione qui a Pozzi. Quello senz'altro, perché il circuito ciclistico versigliese quest'anno è 71 anni, quindi ormai si cerca di portarlo avanti fino a che è possibile.